3 titoli italiani su 3, un traguardo mai raggiunto dal suo circolo, la Canottieri Adora del Lido di Venezia, da una sola atleta. C'è riuscita lei, entrando nella storia del suo club e dello sport italiano. Parliamo di Margherita Valerosi, 16 anni, campionessa italiana di canottaggio nel K1 per la categoria ragazze. Sempre prima nelle gare disputate all'Idroscalo di Milano su 3 distanze diverse, iniziando sulla distanza di 1000 metri, proseguendo con i 500 e chiudendo con la ciliegina sulla torta dei 200. Margherita, allenata da Andrea Bellipanni, è stata più forte anche della sfortuna che l'aveva bersagliata nella preparazione. Sono allenatore di kayak dal 1998 e qui con me c'è Margherita Valerosi che sto allenando presso la Canottieri Adora del Lido di Venezia dal 2018. Un'escalation di emozioni e risultati per Valerosi, sostenuta a Milano anche dal tifo di papà Massimiliano, pure lui azzurro plurititolato nel canottaggio, e mamma Caterina, arrivati a Milano con tutta la famiglia. Ho 16 anni, pratico canoa da quando ne ho 8 e questa passione me l'ha trasmessa mio papà, Massimiliano, che ha fatto parte di un gruppo sportivo, Fiamme Gialle, e ha indossato anche lui la maglietta azzurra con me. Ha fatto gare internazionali il papà? Sì, ha fatto gare internazionali, europei, mondiali. Ha mai partecipato alle Olimpiadi? No. Beh. Chi è che ti ha messo in barca? Mi ha messo in barca Giorgio Bertossi, cui ringrazio e saluto. Arrivare a questi successi, come detto, non è stato semplice. Non è stato facile, ho dovuto superare diversi ostacoli e all'inizio di quest'inverno ho avuto una malattia che mi ha ostacolato il primo raduno invernale con la nazionale. Margherita è stata più forte anche degli infortuni. Poi ho ripreso e per fortuna sono riuscita comunque ad entrare a far parte del secondo raduno della squadra nazionale e da lì ho incominciato la mia stagione.